è partito il match, ancora pericolo, cerca una Veronica, il destro e la risposta di Pozzi con i piedi, rimessa in gioco quindi a favore della Kame che riprende subito la fase d'attacco, il sinistro e il palo colpito. Bel sito, ecco, fa anche Bel sito la sua prima comparsa in questa stagione in casa e trova il gol! Bel sito la sblocca! Grandissima staffilata! Marzio, attenzione a questo tentativo da parte del numero 10, poi un rimpallo che favorisce la difesa della Cam per Murillo, però attenzione, la possibilità e il raddoppio! Il primo gol con la maglia della Came da parte del giovane Juan Fran. Murillo pronto e il gol! E il gol da parte di Azzoni. La formazione trevigiana recupera il pallone e poi la rete! Il tocco sotto da parte di Bertoni e arriva il 4-0 a 3-0-8. Da fuori il gol e la accorcia le distanze a sorpresa con il numero 15. Mancano 21 secondi al termine del primo tempo prima di andare al riposo e Gava il gol! Igor! 5-1 a 14 secondi e 09 e inizia quindi la seconda parte di questo match e intanto il gol dritto per dritto, la fucilata da parte di Bertoni che aggiorna il risultato sul 6-1. C'è un tunnel che favorisce l'Arzignano che può andare in rete, la rete a 5-0-5 dal termine. Certamente non ci saranno problemi per i padroni di casa ottenere i primi 3 punti, anche perché arriva il gol di Juan Fran e finisce quindi qua sostanzialmente il match 7-2.